Electrolux ritorna alla fase 2 di rischio legato al Covid e stringe nuovamente le maglie. Con una nota inviata al personale, l'azienda va a sapere che, considerato il peggioramento dell'indicatore di rischio e tenuto conto anche dei 5 contagi tra i dipendenti, da oggi le regole antivirus si inaspriscono nuovamente. Questo livello 2 ha come effetto un aumento significativo delle persone che devono fare lo smart working. Le mascherine che vengono utilizzate dai lavoratori devono avere una determinata protezione superiore a quella, diciamo, della chirurgica classica, anche se ancora oggi prevalentemente si usano queste. Le riunioni vanno fatte online. L'azienda di Susegana, dove tra giovedì e venerdì l'ULSS 2 eseguirà tamponi di controllo su oltre 700 dipendenti, reagisce così al numero crescente di contagi nel territorio. Ed è significativo che ciò avvenga perché significa che nella valutazione di questi indici che Electrolux applica in tutto il mondo, nella nostra area, nella comunicazione c'è scritto il Veneto, quindi immagino la regione, viene considerata per la fase che sta attraversando di un rischio più elevato di quello che c'era fino adesso, segnale che l'attenzione continua a essere costante e la preoccupazione leggermente crescente. Preoccupazione ce n'è anche tra i lavoratori, come conferma il loro rappresentante. Ci sono tutte le reazioni che si possono immaginare. Di sicuro quello che si nota è una maggior preoccupazione e una maggiore attenzione nell'utilizzare i dispositivi.